L'antico quartiere di Santa Vendrace, Santa Dennera in dialetto campidanese, deve questo nome al santo del I secolo, Avendrace, quinto vescovo di Cagliari, che avrebbe trovato il martirio proprio dove sorge la parrocchia a lui dedicata, edificata su un antico ipogeo ancora visitabile. Sorge ai piedi della necropoli punica di Tuvigeddu, utilizzata come rifugio dai pescatori provenienti dall'antica Santa Igia, sede del giudicato di Cagliari, distrutta dai Pisani nella seconda metà del 200. Il quartiere di Santa Vendrace ha un posto di rilievo nell'identità storica e culturale della città. È sul viale Santa Vendrace che si affaccia alla Grotta della Vipera, antico ipogeo romano dedicato alla matrona Tilia Pontila, ed è questa strada che costeggia una parte del colle di Tuvigeddu, che riportano alla memoria degli insediamenti punici in Sardegna. È dall'attuale arteria di uscita dalla città di Cagliari che inizia anche l'antica Calaribus Turrem, la strada di collegamento romana della sponda meridionale con quella settentrionale della Sardegna, più precisamente il Golfo di Cagliari col Golfo di Porto Torres. Il quartiere, da antica e periferica dimora dei pescatori, ad oggi è diventato un vero e proprio centro vivace, servitissimo dai mezzi pubblici e ricco di negozi, ristoranti e tipiche trattorie, scuole, istituzioni regionali e sede del quotidiano più letto della Sardegna, l'Unione Sarda, sorto dalla demolizione della vecchia cementeria di via Sant'Agilla. Palazzi moderni si alternano alle vecchie casupole dei pescatori. Non posso non menzionare la Villa Cossumurru, più conosciuta come Villa Laura, inconfondibile nel suo stile Liberty, ben visibile dal viale Santa Vendrace. Ma com'è il mercato immobiliare di Santa Dennera? Santa Vendrace rappresenta circa il 5% di tutte le transazioni immobiliari di Cagliari. I prezzi sono mediamente variabili e il 60% degli appartamenti ha un prezzo al metro quadro compreso tra i 1.230 e i 2.145 euro al metro quadro. E questo rende il quartiere piuttosto appetibile per chi cerca un buon investimento non distante dal centro città. Vi sono stata utile? Mi fa piacere. Allora metti un like e iscriviti al canale YouTube per avere nuove informazioni importanti sul mercato immobiliare. Ciao!